Ben ritrovati, buon giovedì a tutti voi amici di Diffusion, che io sono sicura non avete perso una puntata per tutta la settimana per arrivare a oggi. Sì, perché oggi è il giovedì e come ogni giovedì parliamo di animali, andiamo alla scoperta di un animale davvero affascinante, il pappagallo ara. Bentornati a Mondo Cucciolo, oggi cercheremo di scoprire un pochino più nel dettaglio la vita e le caratteristiche dei grandi pappagalli. Questi animali suscitano in noi da sempre grande ammirazione sia per il bellissimo piumaggio caratterizzato da colori molto sgargianti e iridescenti, sia per la loro incredibile intelligenza e tra le altre cose la capacità di parlare. Sono animali che in natura purtroppo rischiano l'estinzione. Gli psittaciformi, cioè l'ordine a cui appartengono i pappagalli, è sicuramente l'ordine con più specie a rischio del nostro mondo. Questi pappagalli hanno come causa di questo rischio di estinzione sicuramente la caccia spietata e selvaggia che è stata fatta negli anni e nei decenni scorsi a causa sia della loro bellezza sia appunto come traffico per vendita di questi animali a scopo riproduttivo o come animali da compagnia, sia in concomitanza la continua deforestazione che causa la scomparsa dei loro habitat naturali di riproduzione, sia appunto le delicate e specifiche esigenze che hanno in termini di riproduzione. Per quanto riguarda il carattere di questi animali, sono animali estremamente sociali e come tutti gli animali sociali, vivendo in branco, hanno necessità di capirsi e quindi di comunicare tra di loro. Hanno messo a punto vari sistemi di comunicazione che possiamo dividere in una comunicazione gestuale e in una comunicazione invece vocale, parlata, esattamente come noi che possiamo sia gesticolare che esprimerci a parole. La comunicazione gestuale è sicuramente quella più antica, semplicemente dalla posizione del corpo, da alcuni atteggiamenti che l'animale mette in atto, manifesta il suo stato d'animo. Una delle manifestazioni più eclatanti è sicuramente quando un pappagallo apre le ali, le spalanca, dimostra la sua incredibile apertura alare, arruffa il piumaggio in modo da dimostrare tutta la sua dimensione. Spera in questo modo di minacciare l'avversario e mostrare tutta la sua forza. Un altro atteggiamento di insofferenza che possiamo notare anche nel nostro pappagallo quando qualcosa lo turba è allungare il collo e slanciarsi verso di noi a becco aperto, che appunto manifesta uno stato di insofferenza o comunque di nervosismo. Al contrario, un animale che ci chiede attenzione, ha voglia di essere coccolato o comunque in una fase molto tranquilla e rilassata, è un animale che terrà il piumaggio arruffato, magari reclinando il capo e a volte anche socchiudendo gli occhi proprio per richiederci attenzioni e invitarci a fargli le coccole. Allora, abbiamo poi la comunicazione vocale, che è la forma di comunicazione più evoluta. Praticamente all'interno di ogni specie esiste una lingua generale parlata da ogni specie. All'interno di questa specie ogni clan parla e si costruisce un suo dialetto locale. Ogni famiglia appartenente a questo clan sviluppa un suo lessico familiare che parla all'interno della famiglia. Queste caratteristiche, quindi di lingua generale, dialetto locale o lessico familiare, fanno capire un parallelismo, come dicevamo prima, con la vita dell'uomo, cosa che si può notare anche osservando le varie attività svolte da questi pappagalli. Ad esempio, la mattina è facile notare come si pettinano le penne con il becco, o da soli oppure aiutati dai familiari. Oppure successivamente la pulizia delle zampe e del becco, importantissimo. Può capitare anche che sempre tra i rami si sentano dei gorgogli, dei gridolini di chiacchierate fra i vari componenti del clan, cosa che invece può diventare, dai gridolini si può passare anche ad atteggiamenti di minaccia quando si comincia un pochino a litigare, proprio come come facciamo noi, ecco. Altra parte fondamentale per la vita di coppia dei pappagalli è sicuramente la vita di coppia. Il rapporto di coppia in queste specie è
quasi sempre, per non dire esclusivamente, un rapporto di tipo monogamico, cioè una volta formata la coppia rimarrà insieme tutta la vita. Questo è importante sia per la costituzione della coppia stessa, sia per la preparazione del nido. A differenza di altri uccelli, i pappagalli usano il nido non solo come luogo di deposizione e di allevamento della prole, ma anche proprio come rifugio o riparo, per cui è facile vederli all'interno del nido sia appunto fuori dal periodo riproduttivo, sia rincasare, tra virgolette, ogni sera per andarsi a riposare. Lo stesso nido poi può essere utilizzato per diversi anni e viene ogni anno ristrutturato e risistemato soprattutto da parte della femmina. Per quanto riguarda il rapporto di coppia, appunto, essendo la coppia unita per la vita, rinsalda il rapporto e il legame che c'è tra i due individui, scambiandosi continue attenzioni e continue coccole. Le coccole in questi animali sono rappresentati per la maggior parte dalla pulizia del piumaggio. Ricordiamoci che sono animali che sono in grado di spiccare voli e ottimi volatori, per cui la manutenzione del piumaggio è assolutamente una pratica quotidiana importantissima. Uno dei segni più intimi che possiamo notare tra la coppia è il grattarsi reciprocamente la nuca. Questo è un gesto che viene fatto appunto all'interno della coppia ed è indice di grande intimità. Per quanto riguarda poi la cura della prole, sono animali caratterizzati da un'estrema cura della prole. Le cure vanno avanti anche dopo lo svezzamento vero e proprio dei piccoli, fino a che i piccoli non formeranno a loro volta una nuova famiglia. Le cure sono portate avanti, lo svezzamento, sia dal maschio che dalla femmina. Riusciamo? Ok. E in questo modo appunto notiamo una famiglia che rimane affiatata per lungo periodo, anche diversi mesi. Altra cosa che caratterizza questi animali è sicuramente il linguaggio e la capacità, come diciamo noi, di parlare, o meglio di riprodurre suoni da cui possiamo riconoscere le parole che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Questo è sicuramente una delle cose che ci attira in loro, ma la cosa più incredibile è la capacità che hanno non solo di riprodurre la parola, ma di imparare ad attribuire uno specifico significato al termine stesso, per cui utilizzeranno una determinata parola in una specifica situazione. Andiamo adesso a parlare dell'ordine più nello specifico, dell'ordine degli psittaciformi. Questi volatili sono originari delle aree tropicali e subtropicali, in particolare dell'America meridionale e dell'Australasia. Altre sono native di aree temperate, come ad esempio la Terra del Fuoco e la Nuova Zelanda. Altre ancora sono state introdotte intenzionalmente in zone temperate, come in Italia, dove sono riuscite a impiantare popolazioni molto stabili. L'ordine è molto vario ed eterogeneo, con specie di varie dimensioni. Possono andare dai piccoli 10 cm del pappagallo pigmeo fino al metro dell'ara. Come peso andiamo dai poche decine di grammi fino ai 4 kg del cacapo. Sono animali omeotermi, hanno una temperatura interna molto alta, di 40-42 gradi. Quindi è molto importante per loro mantenere sempre un piumaggio sano, cosa che si può ottenere ad esempio seguendo una dieta adeguata che possa mantenere la temperatura interna 40-42 gradi anche nei mesi più freddi. Nello specifico parliamo del becco di questi pappagalli, che è molto robusto, con i bordi affilati e molto adunco, chiamato ranfoteca. Come vedremo dopo, esercita delle pressioni molto alte, però al suo interno presenta anche dei piccoli sensori che permette a questi pappagalli di manipolare oggetti anche con molta delicatezza e con molta precisione. Questo becco è usato sia per la presa del cibo come attacco e difesa, ma soprattutto per arrampicarsi, infatti è considerato una sorta di terza zampa.
È costituito da degli strati sovrapposti di cornea che si rinnovano continuamente. Infatti alle volte può capitare di vedere sul becco del pappagallo delle crepoline, ma questo non significa che ci sia qualche malattia in atto, è solo la cornea che si sta consumando e viene rinnovata da quella sottostante. La testa è sempre molto grande, di grosse dimensioni, proprio per sostenere la muscolatura del becco. Gli occhi sono di solito posti in alto e lateralmente e grazie proprio al movimento del collo, che può compiere ampie rotazioni, questi pappagalli hanno un campo visivo di quasi 360 gradi. All'interno della bocca è presente una lingua grossa e corta che utilizzano per identificare i cibi e per assaggiarci, fra virgolette, nel senso che utilizzano la lingua per toccarci, per riconoscerci e per fare amicizia con noi. Per quanto riguarda invece il corpo dei pappagalli, possiamo avere forme molto varie a seconda appunto del tipo di specie che andiamo ad analizzare. La cosa che comunque accomuna i pappagalli con tutti gli altri uccelli è lo scheletro. Lo scheletro è formato da ossa pneumatiche che hanno un duplice vantaggio, il fatto di alleggerire la struttura stessa dell'animale e quindi permettergli il volo, nonché, grazie a una connessione diretta con l'apparato respiratorio, migliorare l'ossigenazione dei muscoli e quindi appunto offrire un ulteriore vantaggio al volo stesso. Il corpo è ricoperto da penne e piume che abbiamo detto hanno colori molto sgargianti. E altra cosa caratteristica appunto è il colore del piumaggio che ci permette a colpo d'occhio molto spesso di identificare la specie. Per quanto riguarda le zampe di solito sono corte e robuste, presentano 2 dita proiettate in avanti e 2 indietro e una curiosità, i pappagalli utilizzano preferibilmente la zampa destra o la zampa sinistra, per cui come noi possono essere destrorsi o mancini. Clotilde, che conosceremo tra poco, è decisamente mancina, infatti la maggior parte delle sue attività la svolge prevalentemente con la zampa sinistra. Parliamo adesso dell'udito, che è forse l'arma di difesa più utilizzata da questi uccelli. Infatti riescono a frazionare i suoni in vari messaggi impostati su intonazioni diverse, riescono quindi a percepire molto bene da dove arriva il suono e da che distanza arriva. Per quanto riguarda le orecchie, non hanno dei veri e propri padiglioni auricolari, ma hanno delle fessure poste ai lati della testa coperte da un leggero piumaggio che permette appunto di recepire i suoni. Come detto prima, l'olfatto è forse il senso meno sviluppato, infatti utilizzano spesso, come detto prima, la lingua per assaggiare i cibi e capire se sono commestibili o no. Una cosa importante è, se convivete con questi uccelli, può capitare che vi assaggino col becco, bisogna lasciarli fare. Se gli capita loro di esagerare, quindi di beccarvi, cercate di non reagire molto violentemente, perché potrebbero scambiare questa cosa come un incoraggiamento e quindi continuare nel loro becchettare. Provate magari con un sonoro no e vedere un attimo se risulta più efficace. Analizzeremo adesso nel dettaglio, visto che ci siamo già occupati dei piccoli parrocchetti, dei piccoli pappagalli, i pappagalli di grandi dimensioni, in particolare degli ara. Adesso andiamo a conoscere il nostro ara che abbiamo chiamato Clotilde. Parliamo adesso nello specifico del genere ara, che comprende una decina di specie, di cui almeno 2 estinte. Le più conosciute sono l'ara macao con le penne blu-rosso, l'ara giacinto con le penne azzurro-gialle, oppure l'ara chloroptera, di cui Clotilde è un esempio, ma di questo parleremo più avanti. Gli ara sono dei pappagalli molto grandi, dotati di lunghe code, lunghe ali strette e un piumaggio molto vivace. Come si può vedere, hanno attorno agli occhi una caratteristica zona di pelle nuda dove ci sono delle minuscole piume disposte in modo diverso a seconda della specie. Le dimensioni sono molto varie e vanno dai 45 ai 95 cm, anche verso il metro, e il peso dai 285 al 1,7 kg. Come detto prima, presentano dei colori molto spettacolari che però non sono indice di riconoscimento di dimorfismo sessuale. Infatti, per riconoscere bene il maschio e la femmina bisogna fare o il test del DNA o la laparoscopia. Gli ara vivono nelle zone neotropicali del Messico e dell'Argentina e si nutrono soprattutto di frutta e semi.
anche di semi molto duri che riescono a frantumare col loro becco. Sono soliti anche assumere dell'argilla come nutrimento, in quanto questa è in grado di assorbire sostanze tossiche che molte volte sono contenute nei semi che mangiano. Clotilde in particolare è un'ara chloroptera, più semplicemente un'ara ali verdi. È un pappagallo di grandi dimensioni che può raggiungere i 90-100 cm di lunghezza con un'apertura alare di anche 100-120 cm di larghezza, per cui incredibilmente grande. Presenta una testa di grandi dimensioni, il piumaggio predominante, il colore predominante è il rosso. Vediamo sulle redini o le guance questa caratteristica zona nuda con punteggiata di rosso. Il becco è composto di due parti, sì, Clo. La parte superiore che è color corno e la parte inferiore che invece è nera. Per quanto riguarda il corpo, abbiamo detto il piumaggio presenta dei colori caratteristici della specie, vediamo appunto la predominanza rossa, nelle ali le penne copritrici sono di colore verde, mentre le remiganti sono di colore blu. Per quanto riguarda la coda, vediamo appunto è formata da penne estremamente lunghe che sfumano dal rosso fino al blu della parte terminale. Per quanto riguarda il becco abbiamo poi una caratteristica molto importante di questi animali che gli permette di nutrirsi, che è l'incredibile forza che riesce ad esercitare. Può raggiungere fino ai 146 kg per centimetro quadrato. Questo gli permette in natura di riuscire a nutrirsi di semi anche dalla buccia estremamente dura come le noci o le mandorle. Per quanto riguarda le zampe, sono scure, dotate di grossi artigli che utilizzano anche come arma da difesa o di attacco, ma anche per arrampicarsi nelle varie strutture, in natura ovviamente tra un ramo e l'altro sugli alberi. E per quanto riguarda gli occhi, ciao Clo, vediamo che ha l'iride nera bordata di chiaro. Sulle zampe di Clotilde è presente un anello che è quello che testimonia che è un animale nato in cattività e perché è tutelato dalla Convenzione CITES. Per quanto riguarda l'età sono animali che raggiungono anche i 50-60 anni di vita, in cattività possono vivere anche più a lungo, fino ai 70 anni, hanno caratteri estremamente socievoli che lo predispongono ovviamente a una vita familiare, ha assolutamente bisogno di compagnia e di stimoli, per cui dobbiamo avere tempo da dedicargli e la sua gabbia deve essere sempre piena di giochi da poter passare il tempo e sfruttare l'incredibile intelligenza che questi animali hanno. La loro intelligenza unita a caratteristiche anatomiche che poi vedremo più in particolare nella seconda parte gli permette anche di esprimere quella caratteristica che tanto amiamo dei pappagalli, che è il riprodurre le parole umane, i vocaboli umani. Per quanto riguarda l'ara aliverde non è tra le specie che parla di più, ci sono specie che parlano sono molto più loquaci di lei, è comunque un discreto parlatore. E per quanto riguarda la riproduzione in natura, questi sono animali che hanno come primo ostacolo alla riproduzione il trovare nidi adeguati. Ovviamente pensate a una coppia di genitori di queste dimensioni che deve trovare un nido atto ad ospitare entrambi i genitori più i piccoli, per cui questo è il primo ostacolo. Dopodiché, una volta formata la coppia, sono animali strettamente monogami, per cui una volta che maschio e femmina creano questa coppia rimarranno insieme per tutta la vita. La vita familiare è una vita molto stretta, molto intima, anche al di fuori del periodo riproduttivo. La cosa caratteristica è che la sera, quando gli ara si ritirano nel loro nido insieme ai piccolini, è facile sentire un continuo cicaleccio, un po' come quando i genitori sgridano i bimbi per mandarli a letto e non hanno invece voglia di andare a dormire. Attualmente il problema più grande di questi animali è appunto il pericolo di estinzione, che li fa inserire nella lista dell'allegato 1 del CITES,
Questo per sia il disboscamento selvaggio che si ha in natura delle zone delle foreste pluviali dell'America meridionale, sia per la continua antropizzazione e, come abbiamo detto prima, per una naturale difficoltà a trovare luoghi idonei alla riproduzione. Per questo abbiamo detto appunto tutti gli animali presi in cattività devono avere l'anello alla zampa e un documento che testimonia appunto l'origine dell'animale che abbiamo acquistato presso un allevamento, quindi in condizioni di cattività. Speriamo di avervi fatto scoprire qualcosa di più su questo meraviglioso mondo dei pappagalli. Nel caso rimaniamo comunque a vostra disposizione per ulteriori domande e curiosità. Grazie di tutto e rimandiamo la linea studio a Deborah. E allora avete visto quante cose ci sono da scoprire su questo animale così affascinante come il pappagallo ara. Bene, questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi do appuntamento a domani, ma per la prima volta non andiamo a ballare assieme, perché se avete seguito Diffusion questa settimana, ma se ve lo siete perso, potete andare sul nostro canale YouTube a vedere le puntate che abbiamo fatto ancora una volta per voi e scoprire che cosa vi aspetta a partire da domani. Ma ve lo anticipo? Ma sì, vi do un aiutino, lui si chiama Alan ed è completamente pazzo.